Buonasera, grazie. Siamo pronti per iniziare? Grazie. Allora, siamo pronti per iniziare. Io, prima di presentarli, li faccio iniziare subito e poi ve li presento. Prego, ragazze. Centro Studi Dimensioni Danza di Daniela Giaffreda, un po' di cadere a Seppi. Allora, ancora un applauso ai nostri ragazzi bravi e belli e con questo applauso facciamo salire la loro maestra Daniela. Vieni Daniela, grazie anche a voi per la vostra partecipazione. Ormai Daniela è una veterana di questo palcoscenico, vero Daniela? Lo conosci benissimo. Ecco, passo la parola a te per un saluto. Io molto velocemente, vi ringrazio tutti. Niente, se vorrete noi cominciamo il 25esimo anno quest'anno, il 23 settembre tutta la settimana ci saranno delle lezioni gratuite in modo che potete venire a provare i nostri corsi e i nostri insegnanti. Grazie a tutti. Grazie a voi, ancora un applauso al Centro di Dimensione Danza di Daniela Giaffreda. Grazie ragazze, grazie. E allora adesso è il momento di presentare il nostro caro ospite, un grande artista che molti di voi già conoscono, avete visto già in televisione. Sto parlando
del nostro grande amico Giuseppe Castiglia. Un applauso. Eccolo, buonasera, buonasera, ma quanta gente c'è? Giuseppe, Ciao, Seppi, sei come va? tu che porti la gente. Meno male, grazie intanto per essere così tanti, grazie a te Seppi, perché voglio dire l'ultima mia esperienza qua non fu uguale, ma non ne parliamo perché ci fu una cosa un po' così. Per fortuna finalmente c'è qualcuno che ha saputo organizzare, guarda che bella questa arena, ce la facciamo fare, possiamo farci fare una foto insieme a voi, mi dispiace, eh? Il fotografo, come ti chiami? Vieni qua. Salvatore, facciamo un applauso a Salvatore, facciamo un giubbotto per a passare un ciumi, a passare un ciume Salvatore, che è vissuto del menno. Scusate se vi diamo un attimo, scusate le spalle, anche la faccia voglio dire, non è che fanno todo mondo, però siamo qua. Sei pronto Salvatore? Prendili tutti, mettiti là sopra Salvatore, che io devo fare un regista magari, non è che sono assessore, vai. La facciamo fare una con le mani alzate, come se ci stanno fanno una rapina, tutti con le mani alzate, vai! Grazie, un applauso a Salvatore e un applauso all'assessore. Ecco. Sindaco, sindaco, venga, facciamo un applauso al sindaco, giovanissimo, buonasera sindaco, piacere di conoscerla. Scusate, ma io c'è vita una giunta comunale che pare nasciuto The Beautiful. Io devo fatto il segreto del Ridge, Ido e Ridge. Complimenti perché insomma devo dire che quando c'è un'amministrazione giovane vuol dire che ci sono anche idee giovani, vuol dire che poi tutto quanto fila liscio e quindi vi auguro di, insomma, di essere, che ne so, ci sono altre elezioni, quando ci sono? Il prossimo. E voi potete ripresentarvi? Sì. Se sono stati bravi, rieleggeteli, questo torniamo ogni tanto, va bene? Grazie, complimenti sindaco, elegantissimo, grazie. Che meraviglia, un sindaco è giovanissimo. Ce l'abbiamo giovani. Poi io sono contento quando vengo qua perché incontro Sebastiano che è l'unico che posso salutare all'altezza, no? Non c'è bisogno che maccalo, siamo alti uguali e quindi sono felice. Chi dice ci conto 4 minchiate? Allora, prima di passarti la parola, io ringrazio sempre gli sponsor di quest'estate che sono stati tanti. Grazie davvero e va anche a voi un applauso. Applauso agli sponsor, bravi! E anche un applauso a voi per il piccolo contributo che date all'ingresso. Grazie ancora a voi Giuseppe Castiglia. Grazie Sepilo Conte, grazie Sindaco e grazie a tutti voi. E allora, prima di tutto, voglio cominciare portandovi i saluti di un mio amico che è anche un vostro amico. Sono sicuro che è anche un vostro amico, per cui appena io dico il suo nome, mi raccomando, signora, applauso all'americana, non facciamo male compassa, che poi ci occondono. No, poi ci occondono, capisce? Quindi appena io dico il nome del mio amico, che sono sicuro che lei lo conosce sicuro, lei applauso all'americana, questo è capato, va bene, siamo pronti? Vi porto i saluti di Salvo La Rosa, signora, eccola. Salvo La Rosa che appena ha saputo che veniva a Mussomeli, mi raccomando, appena arrivi là, salutami gli amici di Mussomeli, ma soprattutto raccontagli la barzelletta che ti ho raccontato io, perché lei sindaco non lo sa, ma io ho un destino come tutti i barzellettieri, no? Ti fermano, anche qua stasera appena arrivai ci fu uno che lei trovato, non avevo trovato, io con la telecamera in mano, che mi va a raccontare una barzelletta, capisce? Perché il destino di chi racconta le barzellette come me è che c'è sempre qualcuno che mi raccontare una che io non so, questo e poi io la conto in televisione, giusto o no? Ora, anche Salvo La Rosa, ci conosciamo ormai da 25 anni e per ben 23 anni ha provato a raccontarmi una barzelletta che io non sapevo. Ora signora, raccontare barzellette a uno che racconta le barzellette di lavoro non è facile, però c'è sempre quella che uno non ha mai sentito e finalmente 2 anni fa Salvo La Rosa mi ha raccontato una barzelletta che io non sapevo. Ora se il sindaco vuole io la racconto. Mi dà il permesso? E su una minchiata poi? La colpa è di Salvo La Rosa, la colpa è sua, noi non sappiamo niente, vabbè. Allora, la barzelletta parla di un catanese, un certo Saro Falsaperla, non so se lo conoscete. Lo conoscete anche qua? Saro doveva partire, doveva andare a Milano, ora io chiedo a uno a caso di voi, Superman, qua che c'hai, maglietta di Superman. Buonasera, come ti chiami? Michele, di dove sei tu?
di Mussolini. Michele, per andare a Milano da Catania il mezzo più veloce e pratico qual è? L'aereo, come più veloce che la macchina ci vai. Michele tutto a posto, vero? E Mussolini, ma vota anche lui, vota, e consumate siamo. Michele, l'apparecchio, hanno inventato l'apparecchio, ultimamente i fratelli Mongolfiere, prima che poi ci fu, no, vabbè, Louis Blériot, niente, fottitino, vabbè. Dicevo, l'aereo Catania-Milano, fa il biglietto per l'aereo Catania-Milano, arriva all'aeroporto e ovviamente appena arriva all'aeroporto fa tutte quelle camurrie che si fanno prima di entrare sull'aereo, no? Prima di salire. Ci fanno loare, sa signore che si passa dentro il metal detector, che da loare i gioielli, sotto spiccia, i cinture, i scappi, urendo d'oro, tutto, da loare tutto cose, giusto? Lui fa tutte queste camurrie, finalmente arriva all'aereo, va per mettere un pere per trasere dall'aereo e si sente dopo le aree andare a spalla, come se qualcuno da dietro lo chiamasse, no? E si vuota e non c'era nulla, anzi sarà impressione mia, va per trasere un'altra volta e si sente dopo le aree, all'improvviso dal nulla una voce: Saro! Qui, Saro, non tu pigliare sto apparecchio. Ma io chi a Milano, non tu pigliare sto apparecchio, o senti? Ora dopo un fatto di questo, Michele, te l'avesse pigliato tu l'apparecchio? No, mai, uno dice non ci credo, ma non si sa mai, no? Cosa fatto? Si sa po'. Io pigliava la valigia, ne uscivo dall'aeroporto, stava per andare a casa, improvvisamente vede il suo aereo, il Catania-Milano, che decolla, improvvisamente perde quota, da pandalettana, tutti morti. La voce gli aveva salvato la vita. Però chi sta a Milano c'è va a dire, per cui la settimana dopo dice vabbè l'aereo non mi piglio più, mi piglio un treno, dice tanto che ci vuole, Catania-Messina 7 ore e mezza e poi è tutta una tarata, no? Un attimo, giusto? Fa il biglietto del treno, arriva alla stazione di Catania, va per mettere un pere andare a scaletta do treno e si sente dopo le aree andare a spalla la voce: Saro, ma qui Saro, non tu pigliare sto treno. Ma io chi era a Milano, non tu pigliare sto treno, o senti? Ora dopo ho fatto dell'aereo lei se l'avesse pigliato un treno, che mai? Io pigliava la valigia, tornava a casa, l'indomani mattina, prima notizia del telegiornale, un macchinista do treno, non mi sto scitti, mi si eravamo a morto col treno, che sono Natale poi morre ragnato col treno, giusto? Però la voce gli aveva salvato la vita 2 volte, ma chi sta a Milano c'ha Vacchiri, quindi la settimana dopo dice vabbè, l'aereo, un treno non se ne parla, mi piglia la nave, arrivo a Genova e poi mi organizzo, no? Fa il biglietto per la nave, arriva al porto di Catania, va per mettere un pere andare a scaletta dalla nave e si sente dopo le aree andare a spalla. La voce: Saro, ma qui, Saro, non da pigliare sta nave, ma io chi era a Milano, non da pigliare sta nave, o senti? A sto punto Saro non ne può più. Cimbare, non saccio così, non saccio unni sì, ma quando mi maritai, unni minchieri. Barzelletta ti salvo la rosa, io non c'entro. Vabbè, lo salutiamo. Io invece voglio parlarvi di estate, ben arrivati, buonasera alla famiglia Forrest, buonasera. Eccoli, abbiamo il sindaco che è rigio, lo sapevate. Abbiamo la giunta che è giovanissima, non so se avete notato. Dicevo, voglio parlarvi di estate, che poi è la nostra stagione di riferimento, no? Noi siamo siciliani, abbiamo il mare tutto intorno. Dove andate al mare da queste parti? Come? Ad Agrigento, a San Leone direttamente, insomma, Scala dei Turchi, no? Vabbè, la parte di Agrigento. Io invece quando ero piccolo, essendo io di San Cristoforo, andavo alla playa, che mi veniva vicino, no? Ci scendevamo a Peri, giusto? C'erano quelli che erano più fortunati, avevano la moto Ape, all'Ape a Cerrode, e quindi arrivavano fino a Brucoli, che è provincia di Siracusa, era un viaggio, si batteva di mattina presto ai 5, un anno meschino che era anziano, si buttavano, no? Che lo stavano a casa solo, però lo mettevano terreno, in un cassone da Lapa per farci pigliare aria, per cui lo sottavano un cenchino con una seggia, e attaccavano da sponda da Lapa, poi sotto panza dei cavalli, onde vedere che andava cuffo un anno perdevano, giusto? Oggi, bene o male, ci sono le autostrade,
tutti hanno un'automobile e quindi la meta per la sana domenica della famiglia catanese o bagno è cambiata, perché noi non andiamo al mare, noi andiamo a bagno, che è più colorito, giusto? La famiglia oggi colonizza una fascia di costa ionica che va dalla località Fondachello, qualcuno è mai stato a Fondachello in provincia di Catania? Fino alla località Roccalumera in provincia di Messina, e in mezzo c'è una località che tutto il mondo ci invidia, no? Vivo vivo. Si muove, buonasera, tutto a posto? Lei mi daria pare che vista a Padre Pio? Io so. Non è che ci posso fare miracoli io, torna a casa come vinno stasera. Vabbè. In mezzo a Fondachello e Roccalumera che cosa c'è? Taormina, ci viene ora in mente, signora, che è suo marito, signora. E vabbè, ormai callato il suo tema, no? Da quanto tempo è suo marito, signora, da quanto tempo? 45 con lui? Cioè io avevo 7 minuti con lui, già mi sepiai, lei 45 anni, ci vuole coraggio, Facciamo un applauso, 45 anni sono numeri che non si sentono più, vero o no? Certo, però devo dire una cosa, lei 45 anni fa sa picchiavo che era una bambina la signora, scusi se glielo dico, ma la signora 45, io si vede che vi sono dato con Mosè, ma la signora è una carusa, no? Complimenti comunque, anche perché oggi i matrimoni durano niente, i matrimoni durano 2 anni, il corso prematrimoniale, un matrimonio 6 mesi, giusto? C'è gente che salassa che ancora un fotografo c'ha a dare i fotografie e già sono separati, giusto? Ma dicevo, Taormina che ha tante spiagge, tra cui le Toianni. Conoscete le Toianni? Alzi la mano chi è stato mai alle Toianni, Ci sono i cutulisci, è vero o no? Cosa sono i cutulisci? I cutulisci sono cuti lisci, pesos. Oh. Dunque questa famiglia, immaginatela, che parte la mattina con la Fiat 128 verde acqua, che a Catania ce n'è 2 sole, una lava la famiglia fa sapella e una lava di marocchini, non ce n'è più, giusto? Con porta a bagagli in tetto e sopra porta a bagagli c'è tutto l'armamentario per la sana domenica della famiglia o bagno. Si comincia col frigorifero portatile, che non si ci mette un mulone, che però da noi un mulone non è il melone come nel resto d'Italia che è il melone quello piccolo, da noi un mulone è un mulone, giusto? L'anguria. Minimo 18 kg, perché sennò facciamo malacombassa con chi dell'ombrellone vicino, no? Da spiaggia facciamo la gara a cucciolare più addosso, un mulone, giusto? Oh, un mulone lo sceglie il papà della famiglia, il quale si reca alla pescheria di Catania, nota pescheria di Catania, dove c'è un mulonaro. Un mulonaro si riconosce subito perché ha una piramide di muloni, di 300 muloni, mi sa già, e il papà appena arriva si italia tutti e 300 di sotto, di sopra, all'ultimo quale vuole, chiedo. Che appena lei vi chiedo l'auto, rotolano, ma io vuole chiedo perché chiedo è buono. Dopodiché si fa a prova do mulone. Come si fa a prova do mulone? Come? No, si mangia dalla cattara poi, no? Come va tutto che fa una cosa, vabbè, lo spiego per chi non lo sa, lo spiego. Si piglia un mulone, si mette sotto la scida, se ci canta una tembolata, pum, gli do scroscio, sa capire, su è liscio o su è dolce. Mio padre, buonamma, non lo capiva mai, tant'è vero che mia madre all'ultimo con mulone ce lavava i piatti, signora, perché era sapone, non mulone, talmente era liscio, giusto? Un mulone quando si arriva al mare si tira fuori dal frigo, perché nel frigo ci vanno le bevande. E un mulone che se ne fa? Come? Ma no, fermi. Si prende una busta di supermercato bella grande, se ci inficca un mulone di ince a pressione, si attaccano i manichi fitti a un mulone ne esce, e dai manici si fa passare una corda di circa 20-25 metri. Dall'altro lato della corda si ci attacca un pezzo di ferro che la punta arrubato un do candere, perché se non è arrubato non ci sentiamo piacere, giusto? Che si chiama caviglione. Ora non c'è la traduzione della parola, quindi lo chiameremo caviglione, va bene? Il caviglione, se che arriva contro mare, io molone con tutta la busta e la corda se lo assicurerà a modo che non è che piglio moloni o c'è aiutata da molone.
col grido, te la faccio vedere, c'ha picchiata dociato, inchia uno, inchia due, inchia tre, guacchiamolone, perché se non ha uno da testa con un molone di 18 kg fa un motto tutta la vita, giusto? Resta già, no? Perché un molone si butta nell'acqua fredda del mare? Perché? Perché ci sono le correnti fredde che lo mantengono fresco. Però chiedo qui alla signora, intanto chi è raccomandata che è stata in prima fila lei? Che fa parte del consiglio comunale la signora? Qui, amici, gli sponsor, buonasera signora. Lei è di Mussameli signora? Io non voglio sapere dove abita, ma solo a che piano abita, sa a che piano abita? Come? Primo piano, lei è fortunata e non lo sa, perché la busta del supermercato, lo sanno tutti qua, è stata progettata per spaccare se dopo il terzo piano, è vero o no? Per cui costavo 4 piano, a cominciare a lasciare l'anno d'autunno da scala, i pelati che rotolano un po' garage, i petti pollo un cofano da macchina, perché la busta prima o poi si spacca, no? Quindi io chiedo a voi, secondo voi una busta di questo tipo, con un molone di 18 kg, in balia delle onde del mare, quanto può durare? 30 secondi, un minuto, 2 minuti, ma prima o poi si spacca. Io un molone si porta al mare, per cui un molone delle toianne si mangiano a fondachiello. Io conosco gente che va al mare a Fondachiello, vedo come arrivano la mattina, si mettono dall'11 e aspettano la passata dei moloni delle toianne. È tipo un tonnacchio, si scegliono da lontano, no? Si portano un piccerino, arriva, per acá, che viene papà, pigliamo un molone, piccerino parte che pare Tarzan e pigliamo un molone, no? Ora, sempre sul portabagagli, l'ho detto, c'è un altro oggetto che non può mancare, ovvero il tavolino a valigetta. Dove ci sono 6 sedie dentro, avete presente le sedie chi da X, chi da con nylon, da un anno meschino che è anziano, con da seggia, non è avuto lisci, come se setta a turtoppe da cappotta e fa rovesciate che pare Cristiano Ronaldo, no? Quando casca un anno sapete tutta da ormina, picchia un anno, perché il nonno va salvato, ma no perché vogliono bene signore, perché porta la pensione, capisci? Un anno se ce la fa a campare 150 anni, con questa crisi che c'è a Catania c'è gente che un anno mosso 2 anni fa l'hanno dato frigorifero, giusto perché a così si pigliano i soldi, no? Ora ci trasferiamo nel cofano posteriore della Fiat 128. Aprendo il cofano sulla sinistra c'è un bidone di 20 litri con l'acqua, dice da bere? No, per lavarsi manco. Por radiatore 228, perché ogni 20 km c'è chiungere l'acqua, non che a Ormina non ci arriva, no? Ora, secondo una teoria del papà, se sulla sinistra ci sono 20 litri di acqua, sulla destra ce ne che essere 20 litri di vino, perché ma se non la macchina cammina a spariccia. La macchina cammina a spariccia, ora torno perché deve viste 20 litri di vino e picchio cuffie magari uno non ce n'è, giusto? No mezzo tra i due bidoni c'è il vettovagliamento, ovvero un mangiare, perché non è che noi mangia siciliani signora, ne potremmo portare un panino, la mortadella, che con base ci facciamo, oppure l'insalata di riso, Michele, un'insalata povera, un pollo che patatine accattato per strada, no, è domenica e quindi andiamo a mangiare tutto quello che ne avessimo mangiato a casa di domenica, no? E allora cosa c'è? C'è una pila di piatti, che sono chi ranno dalla pizza, che c'è un piatto di sotto, il contenuto e chi che accomuglia. L'altro piatto, il contenuto e chi che accomuglia, tutto così uno sull'altro, tutto tenuto fermo e caldo con la mappina attaccata anche ai 4 pizzi. E che cosa c'è in questi piatti? Al piatto di base c'è una cosa che di domenica non può mancare, signore, è domenica quindi a pasta al forno, se tutte le toiane sono marocca, visto? Però una pasta al forno leggera è pomare, l'uovo chiuso, la mortadella a pezzi, un ragù fatto con capoleato di seconda, il tritato a chi essere bello che si sente la presenza dopo poco vivo un sugo, capisci? La mamma all'8 di mattina quando arremina un ragù si sente su poco che vuole nascere dalla pignata vivo ancora, no? Lo sugo che appena arrivi al mare reagisce con l'atmosfera e indoppola, quaglia, si solidifica. I piccirini scippano pezzi di sugo, o più a mare ci fanno fare i saudi a tipo cotolisce tanto non squaglia, no? Al secondo piano invece c'è una vera istituzione della famiglia catanese, ovvero i cotoletti, però cotolette impanate 2 volte dall'uovo, spessore 4 cm, per tagliarle ci vuole un flex, giusto? La mamma la prima volta impana il giovedì, poi fa riposare 4 giorni, la domenica mattina torna in pana e poi le frigge, giusto? Perché sennò il risultato non è buono. Al terzo piano c'è il contorno cambia ogni settimana, dopo c'è la caponatina,
goppo c'è la parmigiana, oppure i pipe cunzate, sempre cose leggere, pomare, no? Che uno di solito per fare il suo bagno, se sta mangia un panino, aspetta 3 ore. Questa cosa aspettare 3 giorni, perché come appunto ignito dall'acqua, ti ingiumma da un calamma e da quaglia, no? Michele, la calamma è la bocca dell'anima, sì, letteralmente la bocca dell'anima, che per noi siciliani è la bocca dello stomaco, ma soprattutto pocatanese, perché pocatanese l'anima e lo stomaco sono la stessa cosa. Un catanese campa solo per mangiare, il primo pensiero del mattino alle 7 del mattino do catanese è scettina, che sarebbe la moglie, come a mangiare, classico, no? Poi finisce di mangiare lui e alle 2:05 il pensiero qual è? Scettina, come a mangiare stasera. Ma la cosa terribile è la notte, la buonanotte, io già ci ho dato la buonanotte, se sta dormendo, poi ci pensa, si vota, scettina. Ma chiamo a mangiare romani, perché noi ci siamo fatti così, no? Poi c'è l'ultimo piatto. L'ultimo piatto, io non so quanti di voi abbiano mai incontrato una famiglia così folcloristica, ma vi assicuro che l'ultimo piatto c'è ed è un piatto fondamentale, non può mancare. L'ultimo piatto è un piatto che i molenciani fritti e panino dopo pomeriggio, la merenda. Guai a codocchi e molenciani prima delle 4:30, la mamma scippa uno degli 8 ombrelloni, perché quando arrivano montano 8 ombrelloni con tutta la stoffa a giro per restare 15 anni, no? La mamma ne scippa uno, si mette davanti al piatto che molenciani che pare lo stemma della Lega Nord e guai a codocchi e molenciani. Perché? Perché verso le 4:30 si raccoglie il bambino della famiglia, Kevin, bambino di 9-10 anni, vivace, è stato lasciato libero di giocare nella spiaggia e il bambino verso le 4:30 si raccoglie all'accampamento dei genitori, che ci sono almeno 8 bagnine di taormina che stanno a Socotanno, perché il bambino vivace ci ha bruciato 2 cabine indolito e ci ha fornato pedalò il bambino, no? La mamma appena lo vede sporco lo deve lavare, ma non è che può usare l'acqua dopo doni, a non che a casa non può tornare più. Allora lo porta a riva, lo mette mezzo a modo e mezzo no, e uscica con l'acqua del mare e un cuticchione. Lei sa signora cos'è un cuticchione? È una cutuliscia più grossa, no? Quindi uscica con l'acqua salata e la pezza, che non è che ci leva la bronzatura, ci scancella proprio la pezza, un sciuppio piccolino, ci fa nascere lo sangue. Dopodiché lo butta nel mare, perché l'acqua del mare si disinfetta, lo asciuga e ci mette il completino nuovo, canotta e pantaloncino, 2,50 €. Do cinese signora, perché 2,50 € canotta e pantaloncino, per forza un do cinese, può essere mai cotone signora, può essere mai spugna, 2,50 €. Non si sa che cos'è, però se la canotta tocca il pantaloncino o picciretto si attuma, è tipo letto, non si capisce le cose dei cinesi. Oh. La mamma ci fa tutti i capiti e fede allaccata da iatto, picciretto, e ci mette finalmente in te mano questo pezzo di pane di casa con le molenciane fritte inzuppate di uoglio rancido, colore arancione fosforescente. Ha presente signora quando uno abbatte un piatto di molenciane che scola d'oglio arancione? Perché prima c'è una friuta di cotolette in d'oglio, poi i molenciani, d'oglio si mettono 228, cammina meglio, perché deve andare a parafluo, non è che è uoglio più. E se vero piccerino con questo panino in mano, tutto pulito, e un regagnolo d'uoglio arancione che c'è scuola un razzo che diventa fosforescente, magari un piccerino lo virano da Calabria, giusto? Ora chi è la famiglia che va al mare? La famiglia è la famiglia Falsaperla, formata dal signor Falsaperla, Saro, immaginatelo 45-46 anni, cuttolito, capanza, lui viaggia con la canotta, quella intima, quella bianca da uomo, la canotta a costine, la macchia do sugo da sera prima a perché avendo la panza non è che la gocciolina che casca favorito, se ci ferma qua, se ci forma un laghetto all'ultimo ci può bagnare un pane, che schifo, no? Per cui c'è questa meraglia di sugo stampata nella canottiera, lui siccome in 228 c'è cauro e sura, per evitare che la canottiera ci allippa d'un gordo, elegantemente si arrotola la canottiera sopra la panza. Avete visto chi sta che viaggiano con questa mezzaluna di fuori, no? E lui che fa? Arrotola la canottiera, i 6 minni, fica la canottiera, rebocchia i minni in modo che la canottiera non schida,
unico uomo al mondo che guida 128 senza mano, perché io con la gnuttecatura dove dico s'allippando lo stesso e quindi ci resta la mano destra libera per cercare Gigi D'Alessio in tutte le radio del mondo, il braccio sinistro non è che appoggia a finestrino come tutti noi, no, uppia a finestrino. Date vista questa che viaggiano con corazzo che ci prendono lo sportello, signore, che si riconoscono perché c'è un'ida dalla mano sinistra a Parigi, perché in da cufa la mano c'è sei candela, capisci? Per cui sa Parigi un'ida, no? Accanto a lui c'è la moglie, la signora Falsaperla coprendo sole, il zoccolo della farmacia, dottor Scholz, perché non cammare non si ci va, un giuro di plastica fucsia col mollettone, che è crisantemo ma siccome è fucsia fa estate, dietro c'è il bambino Kevin, la bambina Sue Ellen, 1 anno, perché abbiamo detto che 1 anno si pottono, e poi c'è la signora d'appresso, che sarebbe la vicina di casa, che siccome è anziana, sindaco, per la lasciare sola, di Rumine con il librino, sa che ruzziano, no? Ce la portano per compagnia 1 anno. Di 1 anno è vedovo e anziano, la signora è vedova e anziana, che scusa che sono uscito in 228 terrere, 1 anno in dei cuffie, appoggia una mano e acchiappa una coscia, acchiappa un femore, una rotola, che su che sei i protesi che lo so mai, giusto? Ora immaginate questi 6 individui, 6 chiusi in 228 proprio insassati, tant'è vero che erano usciti terrere, con papà, picchiura lo sportello terrere, incaccavo un per, no? Sucate vuciato, poi mi ci chiudevo lo sportello a ciarimento, io lasciavo dentro sotto vuoto, giusto? Ora immaginate questi che arrivano in autostrada, ora chi di voi ha mai fatto la Catania-Messina saprà che la nostra entrata dell'autostrada si chiama San Gregorio, è una località che si chiama così, e per arrivare c'è una piccola salita, no? Ora immaginate, do filo da mansione, da macchina che ti chiamata comincia a fuggire, o solo a pico un do tetto, a caloria da posto forno, un do cofano terrere, e da macchina è un forno crematorio, 45 gradi fuori, 85 gradi dentro la macchina. Tra l'altro l'amico mio si ricorderà la Fiat 128, con i sedili di finta pelle nera, o piccerino che i pantaloncini sura, e quando arrivano a mare per spiegarlo da sedile ci vogliono due cristiani picchia all'ippan, pica. Io conosco gente che non ci cresce un pilo cassutta, perché io padre avevo 128. Signora, ammazza il bulbo pilifero, Una mia amica si procurava un sedile di 128 o spascio a Catania, ce l'aveva a casa, andò al bagno e dice che ogni mattina 20 minuti ci appoggia questo qua, i mustazzi. Quindi dice che ci appoggia questo, ma sempre sedile, ognuno ci appoggia chi lo cavola alla sua casa, giusto? Non lo sappiamo noi, no? Ma torniamo alla famiglia. Ora, chi di voi ha fatto qualche volta l'autostrada a pagamento, che non è come la Catania-Palermo che è gratuita, la Catania-Messina si paga, c'è il casello, no? Quindi chi ha fatto qualche volta l'autostrada a pagamento e ha un bambino maschietto di 9-10 anni, sa che il bambino, arrivato al casello, una sola richiesta c'ha, no? Papà, voglio pigliare io un biglietto? Sì, oh papà. Il papà è contento perché il bambino sta crescendo, porta la macchina a me su avanti, il bambino scippo gira vita da finestrino, perché in 228 la maniglia si rompeva il giorno, e quindi per tenere il finestrino c'era o un giravita italiano oppure un mezzo chiacco per stendere la molletta di legno, giusto? O piccerino scippo gira vita il finestrino si annegava e lui finalmente si trova davanti questo pulsante rosso per pigliare un biglietto dell'autostrada, no? Va per mungere un bottone, pom, appena munge un bottone cominciano a suonare tutte cose, po pi pi po, ci calava la sbarra davanti che non aveva funzionato mai nel casello, mai, per cui aveva la sbarra chiusa e le macchine terrere e non poteva ir né avanti né mancarrere, no? Per cui con nonchalance tagliavo a piccerino un specchietto e ci disse che viene a papà che munciste, disgraziato, che toccaste, ancora maravare a mare già sta facendo danno, che toccaste, picchiaste le tomace, perché il bambino che fa danno picchia dalla mamma, giusto, si sa questa cosa, no? Che munciste? Oh papà, ho biglietto molto stata, che stanno tagliando tutto a nuovo, che toccaste, disgraziato. Papà, che la mano da taglio sta mano, e fatta la prima iangata all'indirizzo del piccerino che è assettato terrere, quindi un piglio, molto, pom! Un piccerino che è sveglio, s'accala, cucciolando a mezzo 1 anno. Alcuna iangata a rendere ci ha trovato un primo casello, chi non cotele passa. 1800 euro di rendere tutta saliata dall'autostrada. Un piccerino viene la gatta malapigliata e si infila sotto il sedile. 1 anno, un marito
non potendo sirla pigliare con figlio, con cosa picchia? Un coro, cioè. Tutte vittime sono. Ma perché noi uomini non è che abbiamo l'opportunità di rivalerci con le nostre mogli sempre, quando siamo nel luogo pubblico facciamo gli Orlando Furioso, no? Per cui nasce questo piccolo litigio tra marito e moglie, disgraziata, disonesta. Io dalla varita stamattina che andavo a mangiare da casa, che io mi sentivo a cagare che patava una cosa brutta, penso che non posso essere ascoltato, penso che cavo si porta più con bassa, ma qualche giorno, perché poi noi facciamo la minaccia, no? Qualche giorno, non sappiamo quando è sto giorno, ma non faccio quando lo ricevo, giusto? Qualche giorno accatto 10 euro di benzina senza piombo e venuto a fuoco con tutto 198 per non inquinare senza piombo, giusto? Nel frattempo alla macchina si avvicinavano 3 persone, una delle quali era in divisa. Ora dovete sapere che con Catanese appena vira uno che ha divisa che si recupicchia, si resetta, giusto? Come i visti, dice, chi ne stanno venendo qua? Ma raccomando, non parlate che parlo io, Muti che parlo io, muti! Come chi ti avvicinano, vicino escere dal casello, ci guardi accosti sulla destra, ci complimenti, ci come complimenti, ci complimenti. Questa è la milionesima macchina che passa da questo casello, per cui l'ANAS, Società Autostrade, ha deciso di regalarle 20.000 euro. Minchione, gli addoco canciano tutto cose. Sarita, la moglie. Ma io stamattina pare che mi sentivo a cagare per capitare una cosa bella, va. Pedro papà, sarebbe Kevin che voleva ammazzare un minuto prima, no? Fatta passare sta manuzza futtonata, tutto suo padre, 2 gocce d'acqua, mio figlio, un anno contento, con una iangata 20.000 euro, scassatamente le coppa. Però che coppa c'eravano, che soldi pigliava, no? Nel frattempo arrivavano giornalisti, telecamere, salvo la Rosa che chi non c'è budello non manca mai. Salvo la Rosa che ha un suo microfono personale, pigliava un microfono, si inficcava a mezza food, azzeccava un razzo e fece la domanda che un bravo giornalista deve fare in un'evenienza tale, no? Che signor Falsaperla, cosa farà come prima cosa con questi 20.000 euro? Ma ci parranno con lei, signor La Rosa, come prima cosa ho pensato che mi piglia la patente, che mi pare una cosa giusta. E chi lo ha diviso? Come ha detto, scusi? No, ci mi piglia la patente, picchiava 20 anni che mi chiudo ritta, non volesse che mi fermano, mi consumano. Ma perché lei stava guidando senza patente? Cioè, ma ora mai piglio? Che come sai picchia? Che voglio, con 20.000 euro ma accatto. Ah, sa accatto, aspetta, bravo. Scusi un momento, signor notaio, scegliamo l'assegno. Come scegliamo l'assegno? Scusi, ma lei non mi resta che vinci 20.000 euro? Ah, perché secondo lei noi c'eravamo 20.000 euro a uno che guidava la macchina senza patente, piuttosto scendiamo dalla macchina che ci pigliare la contravvenzione. No, signor Vigile, avanti, scendiamo, ora c'eravamo 20.000 euro a uno senza patente, scendiamo dalla macchina. La moglie, per venire in aiuto al marito che era in difficoltà, il signor Vigile, non c'era seconda a mio marito, è embriaco. Ma... ah, scafazzavo, frase. Oh! E a lei guidava la macchina senza patente, per giunta ubriaco, e vuole 20.000 euro. Avanti, scendiamo dalla macchina, che contravvenzione su due, scendiamo. No, signor Vigile, avanti, scendiamo. Ora c'eravamo 20.000 euro a uno senza patente, per giunta ubriaco. Scendiamo dalla macchina. O piccerino d'Arreri, Kevin, per congiurare l'opera. Ciao papà, io del lavaretto, con una macchina rubata, una macchinienno. Sono famiglie siciliane, facciamo un applauso. Capita di incontrarle ogni tanto, capita. Ora è chiaro che le barzellette ovviamente hanno un grande limite, no? Il limite più grande che hanno certamente è la memoria, perché se uno non ha una buona memoria è meglio che non racconta le barzellette, giusto? Soprattutto perché potresti dimenticare il finale e anche perché bisogna saperne tante, no signore? È inutile che uno ne sappia una sola, devi sapere tante barzellette. Ora, le barzellette si tramandano in serate come questa, per cui c'è uno che le racconta e quelli che ascoltano magari ne memorizzano una che gli fa piacere. Certo, una come questa non è facile perché ora mezz'ora, quindi insomma ce ne vuole, però esistono le barzellette brevi, quelle facili da ricordare. Ce n'era una che Salvo La Rosa mi faceva raccontare insieme tutte le volte che cominciava la puntata. Per 10 anni è stato il mio saluto. Attenzione che è una barzelletta visiva, Bambino di 9 anni. Ciao mamma, ciao papà, ciao zia,
quando mi facevi escere dalla lavatrice, lo stesso bambino corre disperato dalla mamma, dice mamma, che c'è mamma? Mamma, un papà si sta avviando la terrazza. Ci ha detto faccia che ci feci i conna, no l'ali, che sono buoni consigli, no? Oppure c'è quella del signore che arriva in albergo, siamo in periodo di ferie, quindi si viaggia. C'è da fare una premessa però, quando siamo fuori e andiamo in albergo, siccome non ne conosce nudo, magari che siamo un pugno di salute, come si dice salute qua? Salute, cioè noi capiamo, no? Oh, se ci fosse qualcuno di fuori, anche se siamo zavorti in italiano, quando siamo fuori ci diamo delle arie. E in che cosa consistono queste arie? Per prima cosa ci cambiamo la voce, ci diventa tutti la voce calda da attore, tipo Bonamma di Vittorio Gassman. Perdiamo tutto l'accento, diventiamo tutti di Milano, ma soprattutto non diventa la camminata Kayamma Remodata, conosce signore? Gliela faccio vedere, si chiama Kayamma Remodata perché c'è una gamba normale e l'altra poco da remodata, non so se l'avete visto mai. L'ha visto mai, che pare che hanno questa malattia in occhio, no? Invece questo a Catania si chiama spacchiamento, che non è una brutta parola, ma vuol dire spocchia, la spocchiosità. Quando uno è spocchioso è spocchioso in realtà, non è una parola volgare. Ora immaginate questo che arriva in albergo, tutto impettito, giacca e cravatta, la valigetta in mano, coppo di amma arrapportata che lo stava venendo a pigliare, ci pareva che cascava nel momento all'auto. Alla reception c'era un ragazzo di 19 anni che aveva appena finito l'alberghiero, era il suo primo anno di stage, ci ha detto che il cliente ha sempre ragione, per cui come si è presentato questo con questa voce calda, quando le auto disse buongiorno, senta, io tu caro sa babba mio, no? Mi dica signore, quanto costa una camera singola? 100 euro con vista sul muro signore. E con panorama? Con panorama 480.000 euro. Quando? E ci veniva la voce impostata, l'eleganza, Vittorio Gassman, ma tutto cosa ci veniva? 100 euro con 480.000 euro? Sì signore. Scusi, io mi chiedo questa differenza. Che per farci vedere un panorama a lei ma sto rubando un palazzo Canfacci, cosa che da noi si può fare. Poi sono anche le barzellette un po' più colorite, no sindaco, se lei mi permette, sa, nelle barzellette qualcuno un poco più spinta c'è, no? Ora ci sono bambini, ma siccome mia mamma contava un piccerino questa, quindi il problema non c'è, anche perché quando si racconta una barzelletta un po' più colorita e ci sono dei bambini, basta fare un piccolo ragionamento. Se il bambino è troppo piccolo per capirla, il problema non c'è. Se il bambino la capisce, vuol dire che poi così piccolo non è. Il problema nasce quando un bagliolo di 35 anni non la capisce, no? Come mi incazzo io, giusto? Quindi state attenti, Allora, c'era un marocchino, avete presente il marocchino? Marocchino da noi a Catania non è uno del Marocco originale. Marocchino è chiunque un poco più scuro, non mangia andare a faccia e parla con un altro accento, per cui può essere nigeriano, può essere senegalese, dello Sri Lanka che è un altro continente, ma si chiama marocchino, donne vere, giusto? Che poi sono quelli che trovate a Catania al semaforo, che andano a vendere l'accendino, i fazzolettini, che andano a lavare un viso, che poverini cercano di guadagnarsi un pezzo di pane, no? Sappiamo come funziona, vengono qua convinti di trovare l'America, arrivano qua e trovano l'Africa, perché sono tutto qua ormai, perciò si incontrano qua, capito? Io mi ricordo quando c'era la lira, c'erano 1000 lire e finiva, e che cosa c'è? La via Tennea, sindaco, ne potremmo fermare queste piccerine, ci scegliamo i batterie, qualche cosa, no? E c'è un passeggio, Dicevo, quando c'era la lira, ci davi 1000 lire e finiva là. Oggi no, oggi ti fermi al semaforo, ci vogliono 25 euro, perché come ti fermi c'è uno che ti lava il vitro, uno che ti taglia l'ugna, uno ti fa la vava, uno ti pessa i capelli, uno ti unghia e rote, paro pit stop da Ferrari, giusto? L'amico mio non lo sapeva, aveva la macchina in mano, un semaforo rosso, 8 euro che travagliavano attorno alla macchina. La macchina vicino con nudo che ci accelerava, boom, come scattava il vitro, dice, minchia, non stiamo battendo, ci voleva Schumacher, no? Ammucchiava un marocchino, non da rota e si buttava a casa. Lo trovavo che non mi mandò garage. Se la pagalarono sta di famiglia, ci andare a mangiare. La moglie è contenta, ma io no, la moglie è felicissima, giusto? Ora c'era, fate conto, un senegalese che in pieno centro storico di Catania, via Vittorio Emanuele, calava di sabato,
a mezzogiorno. Ora, via Vittorio Emanuele non so se la conoscete, ma già basta il nome per capire che è una via del centro storico, no? Da noi a Catania la via Vittorio Emanuele è in discesa, attraversa il Duomo e poi continua quasi fino alla stazione, per cui siamo in pieno centro storico, no? Questo calava verso il Duomo di Catania di sabato a mezzogiorno, attenzione, con tutta la cinnera dei pantaloni aperta e tutta la situazione che penzolava da fuori. Ora la chiamiamo situazione per non essere violenti, ma c'è da dire che essendo marocchino era un po' più abbronzatelo da noi, più scuricetto, più neurigiolo, per cui questo contrasto più scuro che cause si vedeva. Tra l'altro pare che questi nordafricani, da un punto di vista diciamo della situazione, sono malati, non è che sono normali, sono fuori misure standard mondiali, proprio malati. Tant'è vero che si racconta a Catania, non so se è leggenda o verità, che c'era una signora che stava passeggiando alla nostra villa comunale, la Villa Bellini, col bambino. Il bambino aveva il pallone sotto il braccio, ci casca sto pallone e ci arriva dietro un albero. Uno giusto giusto, non sapendo dove andare, c'era un marocchino che faceva un bisognino, perché noi uomini abbiamo bisogno del punto di riferimento, no? Le donne no, le donne hanno bisogno del riparo, la siepe, lo sportello della macchina, un'amica che ti tiene la tovaglia da mare e la donna ha risolto. L'uomo no, l'uomo ha bisogno l'appolo, un palo da luce, una gamma di un amico, all'occorrenza, ma qualche panno la ma fare, che la potremmo fare nel vuoto, no? Ora il marocchino ha trovato l'appolo, ci arrivava sto pallone, il bambino corre per picchiare il pallone come lo viste. Ma c'è un po' perso. Mamma! Che c'ho poco consumato. Mamma! Quel signore è malato! Chiamammo da Leao. Lascialo stare Gioia, l'ha visto da parte sta saluti. Ecco, diciamo che fermi, non siate vastasi, fermi che c'è lo sindaco. Il marocchino della barzelletta, anche lui era particolarmente dotato e calava da via Vittorio Emanuele verso il Duomo di Catania con tutta la cinnera aperta e tutta questa malattia da fuori, no? Ora lì a un certo punto c'è un semaforo di quelli a pulsante comandato dal vigile urbano, no? La strada era in discesa, perciò un vigile, un quadrato bello preciso, no? Come lo viste? Ma guarda che c'è cavolo. Ma cose turche, tanto era turco per cui non si affermava, giusto? Non solo che uno c'era una ospitalità, non ci dice niente quando si mettono al semaforo, per giunta si permette di camminare a mezzi cristiani di sabato in pieno centro storico di Catania con tutto Giovanottino, con chi stai parlando? Vieni qua, avvicina che devi parlare, come chi ti avvicinavi? Ma che modo è? Ma chi è modo che sono camminare a mezzi cristiani? Di sabato, in pieno centro storico di Catania con tutto cosa da fuori. Solo a un cappello il vigile cercava di coprire col cappello, non ci capeva andò cappello talmente era malato grave, un caso disperato. Ma che modo è? Ci sono bambini, gente anziana, femmine incinte che possono restare impressionate con tutto cosa da fuori, maleducato. Un marocchino tranquillo, dice, ma a me avere rubato macchina, e allora? E avere detto a me, minchia a Catania che minchia che trovi, e io starei cercando. Sono cose che però poi imparano, no, poi imparano la lingua, poi finisce là, Ma a proposito, non abbiamo fatto un applauso ai ragazzi della Proloco, lo facciamo un applauso ai ragazzi della Proloco che sono arrivati dopo, li ho visti scendere, grazie ragazzi per il vostro lavoro. No, c'è una barzelletta invece che, devo dire, non racconto quasi mai, però qua insomma c'è una bella arena e parla sempre di un catanese ovviamente che si chiamava Saro Falsaperla, che però stava, ma c'è una piccerina che ghianci, ci sta studiando in sigaretta da carina sta piccerina, che cosa ci state facendo? Ci sono genitori che, ah eccola là la signorina, ciao signorina, come ti chiami? Come si chiama? Come? Evelyn. Non capisci niente signore, non è importante. Perché piange signore? Perché piange signore? C'è un po' passo un naso a bocca, vado che non piange più. 3 minuti circa non piange più, mi credo. No scherzo, ci mancherebbe, io ci sono abituato signore, ho 3 figlie femmine, tutte e 3
due delle quali sono gemelle, per cui adesso hanno 20 anni le gemelle, però quando erano piccole addormentarle non era facile, anche perché si chiamano Anna e Nina, per cui ci cantavamo Anna e Nanna e ci pareva che li chiamavamo, era una camurria. A domicilio, signore, io avevo escogitato un metodo, ci azzeccava l'accendino da naso con cassa, ci indobbava l'altra narice, con un accendino si addormecevano due bambine in una volta, no? Oppure l'aeroplanino sopra la cucina a cassa, aperta però, che era una cosa, non lo faccia signora, sto scherzando, piange ancora, Non piange più, non piange più. Dicevo, c'è una barzelletta che parla di questo Saro Falsaperla che però stavolta abitava a Catania in via Gabriele D'Annunzio. Voi potreste dire a Nuace che non ne fotte, è importante. Via Gabriele D'Annunzio è una via del centro, ma non del centro storico, per cui alle 7:15 del mattino, orario in cui lui andava al lavoro, è una via abbastanza tranquilla, no? Saro travagliava o catasto, 7:15 del mattino tutte le mattine andava al lavoro, però c'è da fare una precisazione. Saro aveva una particolarità, Saro era babbalecco, come si dice babbalecco qua, sindaco? Balbuziente, come si dice? In dialetto, in dialetto. Come? Checco? E quando è femmina? Disgraziato. Era babbalecco, balbuziente, va? Oh, ci pinceva la lingua, no? Allora Saro stava per andare al lavoro, 7:15 del mattino, apre la porta di casa in via Gabriele D'Annunzio, appena apre la porta di casa trova un cavallo morto avanti alla porta. Ci è capitato mai a trovare un cavallo morto? Sugge morto, una iatta, niente? Chi sta a trovare un cavallo? Ora io chiedo qui a tutti voi, in Sicilia uno che alle 7:15 del mattino tranquillo va per andare al lavoro, apre la porta di casa e trova un cavallo morto avanti alla porta, in Sicilia la prima parola che ci può scappare da bocca qual è? Chite. Però siccome lui era balbuziente, chiecco chi che era, per cui mimì non si può sposare per schifo, c'era stavo qua, no? Mimì cacà, mimì cacà, non è che poteva stare da 2 ore, lo cavallo stava fedendo a canamotto, no? Per cui tornava a Rere e chiamava i carabinieri, anche perché lui, essendo balbuziente, non c'aveva manco un telefonino, aveva un telefono vecchio a casa, chi è il numero che fornivano, no? Tornavo in e cominciava a fare il numero dei carabinieri. E tu già era balbuziente e non sapeva parlare. Aveva trovato un cavallo morto e era ancora più emozionato, no? Faceva sto numero, stava surando, appena picchiava la linea che i carabinieri dice pronto can, siamo, che non è che non lo potevo dire. Allora pronto can, carabinieri, bravo, carabinieri, bravo, pronto carabinieri, ci dica, se senta c'è un cacà, non un cacà nel senso di, allora, pronto carabinieri, ci dica, se senta c'è un cacà, un cacà, io cercavo di farsi capire, no? Allora, pronto carabinieri, ci dica, se senta c'è un cacà, un carabiniere per venire in aiuto, c'è un cavallo, bravo, un cavallo morto, oh, a Cipicchia, un cavallo morto, c'è dove? Dove? In via Can, io ne avevo 20 anni che stai ok, che ci vuole, e allora pronto, riepilochiamo, pronto carabinieri, ci dica, se senta c'è un cavallo morto, sì, fino a dopo ci abbiamo arrovato, dove? Un momento che ora ci arrivo, chi aveva premura lei? Allora, c'è un cavallo morto in via Can, un carabiniere per venire in aiuto, dice in via Garibaldi? Di chi sto se bloccavo? Tagliavo telefono, ora chi ci arrivo? No, io ci chiudevo il telefono, che c'era a dire? Non è che ci poteva dire che la via non era chita, era nausea, preferisce chiudere, nel frattempo si allenava, no? Via Can, allora via Can, via Gabriele D'Annunzio. Questa cosa è famosa, no? Che il balbuziente quando non sa parlare si affida alla musica, no? Perché se canta la parola ce ne esce, che c'è il ritmo, no? Io ci piacevano le canzoni napoletane, avevo questa vena neomelodica, per cui via Gabriele D'Annunzio.
poi si pigliamo di coraggio. E via Gabriele d'Annunzio, stavolta ho fatto, che appena pigliava la linea. Pronto maresciallo, hanno ucciso un cavallo. Che dove? Annanzi a casa mia, e Moverico pure via, e via Gaga, e via Gaga, e via Gaga, o carabinieri, via Garibaldi, taggeritto no, e ci credo. Stava impazzendo. Per 2 ore non si fece sentire più. 2 ore dopo acchiappa sto telefono, sicuro di sé, convinto, calmo, fa un numero, pronto carabinieri, ci dica, se senta sogno chi di 2 ore fa. C'è un cavallo morto. Dice dove? Dove? In via Gan, in via Gan, noto da Caino, in via Gan, dice via Garibaldi, sì, e per portare a cielo mi fece un cuculo così. Però era un cittadino modello, non tutti l'avrebbero fatto, Ma andando verso la conclusione, ce n'è una che non posso eliminare. Signora, da quanto tempo? 45, 45. Ma lui se lo ricorda l'anniversario, Mosè se lo ricorda l'anniversario. Non se lo ricorda. Non ci fa un regalo lei alla signora per l'anniversario. Sempre. Che giorno è l'anniversario? Lo dica. Italiana, moglie, che giorno è? Ma che compassa che stiamo facendo? Guarda quando gente che c'è. Che giorno è, signora? Se lo ricorda? L'11 giugno, vabbè, se lo ricorda, va. Ora, la coppia di cui parlo io non ha nulla a che vedere con i nostri amici, anche perché la signora della barzelletta aveva 79 anni, la signora qua è giovanissima, quindi non c'entra. Lui 82. No, scherzo. Festeggiavano 50 anni di matrimonio. Ora, 50 anni di matrimonio è una data importante, no? La moglie era una di quelle mogli che non ci aveva domandato mai niente a suo marito, però per i 50 anni ci venne la richiesta, no? Saro! Che lui si chiamava Saro. Saro! Che vuoi? Saro, per i 50 anni di matrimonio, dove mi porti? Io ci pensavo un attimo. In Australia. Beh, in Australia? A così lontano? E per 75 anni? Te venni a piglio. Quando sei cretino, quando sei stupido. Senti Saro, io non ti ho domandato mai niente, però per i 50 anni di matrimonio una richiesta ce l'ho. Voglio tornare dove siamo stati 50 anni fa per il viaggio di nozze. Unne. Come tu ascoltasti? A Parigi. Ah, Parigi mi piace, bella, magari che non spariamo tutti i soldi della pensione, ma te ci porto. Lui effettivamente va a richiedere questo viaggio, richiede lo stesso albergo di 50 anni prima, la stessa camera, perché ci va a fare la sorpresa, per cui come ci sei in quella stanza, la moglie, che è la parte sensibile della coppia, come viste quella stanza uguale a 50 anni prima, si commuoveva. Se lo davi i vecchi tempi, ci viene la lacrimuzza, un musso a cucchiaretto. Saro! Saro! Signora, non rida che questa è una cosa che fanno tutte le donne, Si chiama risucata della lacrima, è vero o no? La fanno tutte, lo spiego qua ai ragazzini che non lo sanno forse. La risucata della lacrima, lo spiego a tutti, è una cosa che le donne imparano a 14 anni. Dici, che cos'è? Avete presente quelle donne che piangono 3 ore, 4 ore? Che tu alla 4ª ora di lacrime una sola domanda ti fai: ma una piglia tutta st'acqua? 4 ore che piangi? O c'è un bere collegato con una gebbia, o c'è un boccione dell'acqua a posto dove ci rivedo, non ci sono altre soluzioni, no? E invece no, la donna che cosa fa? Piange, appena sente la lacrima a metà del volto, c'è un coppo di risucata, la lacrima torna a trase e torna a nascere un'altra volta. E è sempre chita che fa un giro, come all'acqua dopo per esempio, sempre chita, giusto? Saro! Che c'è? Certo che era passato 50 anni, ma non ha canciato niente, non ha canciato niente. I due racchiarreri che te le aveva, insomma,
Stiamo a essere precise, qualche cosa agganciato, perché la signora veniva tipo arancino, era scritta da sopra e l'agga da sotto, giusto? Mi senti, Saro? Siccome mi sento scombussolata del viaggio, che fa? Ceniamo in camera? Ora chiamiamo un cameriere, speriamo che c'è sempre chi lo dice 50 anni fa, che era di origine siciliana, a me non ne capivo, c'era lo stesso cameriere, questa camorria che non si può dire che è in pensione, mischino ancora travagliava, avevo immo da quando ti aveva portato, i varici in te amme, ma ancora travagliava, no? Come i visti si ruotavo, perché erano siciliani come lui, signori, bentornati, cosa vi porto? Dunque, cameriere, come prima cosa ci porta un brodino per me e una bistecca per mia moglie, poi ci porta un brodino per mia moglie e una bistecca per me. O cameriere dice, scusi signore, ma non le posso portare prima i 2 brodini e poi le 2 bistecche? Cioè, cameriere, se facessi cazzo so che noi abbiamo una rendera sola, va bene, ci cominciamo dobbiamo masticare alternato, quando uno va la canna l'altro vira il brodo, va bene? Buttasse tutte cose insieme che ce la sporogliamo noi. Effettivamente dopo una mezz'ora il cameriere ritorna e porta con sé questo carrello, classico carrello da hotel parigino, no? Appena il cameriere esce, la moglie, che è anche la parte più intraprendente della coppia, dice: Saro, che c'è? Saro, perché non mangiamo come 50 anni fa? Tutti nudi. Caso non ne passo appetito avanti, perché un pericolo c'era, no? Avanti, spogliati, io si spogliavo, io magari, io si mise da un lato del tavolo, lui dall'altro lato, comincia questa cena nudi, a lume di candela, romantica. A metà della cena la signora ci ha cominciato a pigliare lesione, mancamento, svenimento, arremuttamento dei amme. Ma c'è Saro! Oh, chi è? Non mi fare preoccupare, che siamo fuori casa, non saccio manco uno dei portare. E poi io di francese saccio 2 parole sole, Michel Platini, e basta, chi è? E lo saccio, Saro, sarà uno scombussolamento di viaggio, a paghissi di quest'area di Parigi che non ci sono abituata, ma mi sto sentendo una caloria che mi sta spommicando di dentro, un calore che non saccio dove mi parte, ma saccio dove mi arriva, però, che Maria, la sapete, veramente, Saro, sarà che ti amo come 50 anni fa, ma mi sento un petto che mi brucia, che Maria, lascia perdere. C'è veramente? Sarà questo traliccio che si vede dalla finestra? Quale traliccio? Sto palo da luce, romantico. Ma quale traliccio? Qui da Torre Eiffel, ignorante. Dopo la casa ma sono industriale qua. Un traliccio. Perché non che ma io mi sento un petto che mi brucia. Un cuore che mi bamba. Che Maria, lascia perdere. C'è veramente, Saro? Sarà che ti amo come 50 anni fa, ma mi sento un petto che mi brucia. Maria, per che ti casca una minna in doppio cauro. La signora l'aveva fatto l'esperienza 50 anni prima, ma 50 anni prima la signora aveva 29 anni, bello petto palommino, petto palommino è un petto che uno quando viene viene da mungillo, magari che non è tua mogliera, no? A quando uno munge non si sa mai che può nascere, no? Oh. Si chiama palommino perché come la colomba è portato in avanti. Ora, di solito è un seno piccolo, no? La signora per di più aveva una quinta misura, quindi a 29 anni aveva chiesto una bella cosa. Certo, a 79, anche per un fatto di forza di gravità, come se lo avevo il frangipetto, pam, da minna che aveva un doppio oro che salutava un dalario, l'avevo come chiesa, ma dormisciuto signore, tutto a poco, che salutava un dalario. Lei, nuda così com'era, sexy, come l'aveva fatto sua madre, perché secondo lei era sexy, giusto? Si mise in questa maniera tutta nuda, da pelle anca, che solo non aveva visto mai. Pareva a reclame da Michelin, che era il copertone, avete presente? L'olopino bianco Michelin, che il bianco Watts, no? No, Watts inglese, Watts, caddozza, va, pieghi. Si mise in questa maniera, Saro! Non credo vero che poi questa notte ti vedono certe idee sessuali? Manco quadrate mi vedono, non ti preoccupare. Dico, lo sai, vero? Se casomai, sesso sicuro. No, so casomai sesso fosse, non sicuro. Senza bestia, sesso sicuro vuol dire sesso protetto. E che cos'è? Come che cos'è? Non sai che cos'è il sesso protetto? Ma allora sei bestia ignorante per davvero. Mi fai affrontare di essere tua moglie come? Alla soglia del 3° millennio, con tutte le malattie che ci sono per i peri. Saro, con la AIDS si muore.
Cioè perché con l'empasi si campa. Tu sei cretino quando sei stupido. Comunque, se vuoi fare sesso questa notte, ci dobbiamo adeguare. Ti devi mettere il preservativo. 82 anni c'avevo io. Alla parola preservativo si abbarruavo, si preoccupavo, no? Ad Aleao preoccupato ci resta Maria. Io che non guaglia, ci mettevo st'altro piso di supera, che ci vuole un idrante, un mulinello ci vuole. Ascolta mia, guarda, vestiti, appessati, attrucchiati, fate bella, che tu che può fare? Cada volta per ti faccio vedere la Torre Eiffel, bella illuminata come 50 anni fa. Effettivamente si vestono, si trucca, si sistema, escono, cominciava a fare buio, a Parigi fa buio più tardi perché è più a ovest. Appena escono tra una traversa e l'altra, la moglie, sempre lei, la moglie, si blocca. Dice, Saro, che c'è? Saro, tu ruoto sto cancetto? Dice, no, non può ruoto, perché? Dice, come 50 anni fa? Dice, 50 anni fa, io non mi ruoto che mangiai a mezzogiorno, ma ruoto 50 anni fa. Dice, come, tu scordasti? Abbiamo fatto l'amore. Unni. Quanto sto cancetto? Io so passava qualche uno. Ma quando eravamo picciotti, certi piaceri mi faceva passare, ma ruoto così. Ahí ci viene l'idea, no? Sapete quando la nostra donna, parlo con gli uomini presenti, spunta con quella strana luce in viso e una frase. Caro, ho pensato una cosa. Come marito ci arrizzo nei canni perché ci sono soldi necero, no? Lei stessa luce, stessa frase. Saro, che c'è? Ho pensato una cosa. Ora a casa, che vuoi? Perché non torniamo giovani una volta nella vita? Perché non lo rifacciamo? Che cosa? L'amore. Unne. Quando sto cancello, come 50 anni fa. Io so passa qualche ruolo, perché il suo problema era so passava qualche ruolo, no? Che avevo 89 anni, era sgraziato, giusto? Io so passa qualche ruolo. E come passa, Sara, non c'è nudo, sta scurando, allora così che vuol dire che non mi ami più? Come tu se l'avevo buttata a Parigi e ci resta non mi ami più, per cui lui orgoglioso e romantico, a tagliare un dall'occhio e ci resta romantico, va bene avanti, abito gioco. Romantico come sempre saputo era, giusto? Ognuno ama come può, no? Abito gioco, quindi si abbiava vicino a cancello, io si alleppava un cancello proprio alleppato con tutto romano, e ho cominciato questa situazione, dice Saro, mi sta facendo impazzire, muota stato, cosa faccio? Muota! Dice Saro, mi sta facendo muota stato, come capite, sgraziata, muota! Dice Saro, lo sai che te devo dire, sei meglio di 50 anni fa! Dice Maria, 50 anni fa un cancello non era elettrico! Grazie! Vabbè, sono cose che succedono, no? Quando si va all'estero. E poi, per concludere, voglio dedicare una barzelletta alle signore presenti, alle donne, perché c'è una barzelletta che parla di una giornata particolare, ovvero l'8 marzo, 8 marzo, giornata mondiale della donna. Noi la chiamiamo festa della donna, però in realtà è la giornata mondiale della donna, una giornata in cui in tutto il mondo si discute della condizione femminile che in certi paesi non è esattamente democratica, lo sapete, no? Ci sono paesi in cui le donne non possono guidare, non possono votare, sono sottomesse assolutamente all'uomo, insomma è una situazione che ormai nel terzo millennio non si può tollerare più. Devo dire che anche dalle nostre parti, anche se siamo un paese civile e civilizzato, non passa giorno in cui non c'è una notizia in cui una donna non viene picchiata o addirittura assassinata da un uomo. Questo perché? Perché l'uomo prima o poi un giorno capirà che è stato creato più forte della donna per proteggerla e non per ucciderla, ma prima o poi un giorno lo capirà, no? Intanto nel frattempo, grazie, dalle nostre parti però ogni tanto ce lo dimentichiamo, allora ci fa la festa della donna, avete presente in quei locali, qua c'è l'amico mio, il fratello del Riggio lui, è Torno. Hai presente quei locali dove organizzano la festa della donna per un tipo di donne che pare che non hanno nasciuto mai da casa, pare che stanno tutto l'anno con una catina in dopere, l'8 marzo le liberano e si incontrano in branchi
a Catania in piazza Giovanni Verga, che se passa a mascolo dopo 80 anni, si spoppano perché è la festa della donna e quindi vanno a fare danno, sono libere quella sera di fare danno, no? E vanno in locali dove noi uomini non possiamo entrare, è vero o no? Perché sono riservati alle donne, non è che scelgono il locale in base al menù, perché io ci hai visto mangiare cose allucinanti, calamari ripiene da 1974. Signora, non è che sono congelate, sono pensionate da Findus ormai, fanno parte della famiglia, giusto? Perché la cosa importante non è il menù, la cosa importante è che in quel locale, verso l'una e mezza, c'è lo striptease, lo spogliarello. In pratica prendono un ragazzo di 27-28 anni, palestrato, lo drogano e lo fanno spogliare. Lo drogano perché uno che è in sensi a mezzo a 200 femmine che se lo mangiano non si spoglia, lo sa che rischia la vita, quindi lo deve rincoglionire, giusto? Ora, c'erano due donne che erano state alla festa della donna in un locale, avevano mangiato, avevano bevuto, soprattutto avevano bevuto, si stavano a Raguglie nella casa a Catania, zona Librino, quindi zona popolare di Catania, erano le 3:15 del mattino. Una guidava la Panda e l'altra vicino, chi che guidava la Panda picchiava cuffie magari quando non ce n'erano, e l'altra pi, sta attenta, c'è lo stop, occhi semaforo, mentre c'è la seconda, frena, rallenta, piano, e chiedo, scusa, ma se mi parli di mano però non è che posso guidare io, ma se tu guidare in questa maniera, come sta fanno venire il sciaguglio nello stomaco? Sento giù calamaro come fa, tieni scinna uso io, dici che era congelato sto calamaro, a me mi pare vivo ancora, ti puoi fermare un attimo che mi sta scappando? Cioè, non mi fermo qua, che sono le 3:15 del mattino. Non te la puoi tenere, che stiamo arrivando a casa? No, ci vado, come picchiano un cuffia da sta maniera, faccio andare la macchina. La macchina no, ma... Cioè, allora fermati. Cioè, ma non mi fermo qua. Ci fermate là, che c'è un portone aperto. C'è un portone? Che lo cimitero è? Poi lo cimitero non c'è anima viva, avanti, fermati qua, come chi da tira il freno a mano, chi da scappa e si infila dentro il cimitero. L'amica, per non restare sola, andò al stradone, ce ne approfitto magari io, chiudo la macchina, si inficcano tutto loro dentro il cimitero, fanno quello che dovevano fare, appena finiscono, che c'hai un fazzolettino? Dire che la premura di chiudere la macchina, mi scottai a bossa andare alla macchina. E ora come facciamo? Che come facciamo? Noi siamo donne, che fanno, troviamo la soluzione, noi donne. Io per esempio uso lo slip, tanto un bar dopo danni più, un bar dopo danni meno, l'importante è che torna a casa bella pulita, no? Giusto. Fortunata tu che ce l'hai, perché tu non ne usi? No, quando ne esci da casa l'aveva. E allora, hai presente quando a mezzanotte puttano la torta mimosa? Sono stutani le luci? C'era un cameriere che mi tagliava tutta la serata. Come ci fu scuro, mi darai in una porta, non capì che successe, ma i mutanni i pessi. Bravo, ti divertisti, ora come fai? Che non lo so, ci dobbiamo trovare una soluzione. Guarda che bello mazziccione che c'è qua, c'era un mazzo di fiori freschissimo, che tanto morto è morto, non è che si può offendere, tanto poi questo non è che è fiore che non marcisce, questo domani marcisce, tanto vale che lo uso io, questo tornava a casa bella pulita e profumata, ci sono i fiori, acchiappa due mazziccioni, fa quello che doveva fare e tornano a casa. L'indomani mattina i mariti che travagliavano assieme, dice Mare, ma sera come finivo? Dice Mare, non toccamo sto tasto, a sera, a stamattina, la disgraziata sarà con gli vecchi e immensa. Io spatto sai che te dire che appena a commenare alla catalla. E tu come sai, come sai? Che chi era talmente ubriaca che come ci si andava a stanza letto, cascavo sopra il letto, faccio sotto e sta dormiscivo. Che l'ha per spugliare io. Vai a provare c'è la giacca, vai a provare c'è la camisa, vai a provare c'è la gonna. Ciambare, non ci crederai, era senza mutanni. Ciambare, te lamento tu, mia moglie era ubriaca completa, senza mutanni, e spatta a mezzo culo, aveva il bigliettino. Gli amici ti ricorderanno per sempre, da Bevetteno. Grazie. Io vi ringrazio per l'attenzione, grazie ancora. Prima di andare voglio ricordarvi che io ogni giorno, Seppi lo sa benissimo,
faccio la radio e faccio una radio particolare, è un primo esperimento mai fatto, si chiama One Man Radio, è una radio con un uomo solo al comando, quindi io faccio 4 dirette, una la mattina alle 8, una alle 12, una alle 19 e una alle 23, ed è una radio che qui non potete ascoltare in FM, ma potete ascoltare con una app che è gratuita e che si chiama One Man Radio. Ovviamente se volete saperne di più è molto più semplice trovare la mia pagina di Facebook che si chiama Giuseppe Castiglia Official, e anzi vi chiedo, se avete fatto delle foto, delle riprese o se ci siamo fatti delle foto, di mandare tutto questo, se vi fa piacere, proprio nella mia pagina con un messaggio di posta, tanto rispondo io personalmente. Si chiama Giuseppe Castiglia Official. Per il momento grazie di tutto, buona estate perché ancora continua, e ciao Mussomeri, alla prossima, buonanotte.